Titolare di un bed and breakfast di Silea, minacciata con un coltello e rapinata da un cliente marocchino arrestato dai carabinieri, l'uomo l'ha costretta a prelevare denaro dal bancomat. Ha prestato del denaro ad un imprenditore del Piovese in gravi difficoltà economiche, in breve la cifra è lievitata dell'800%, 46enne di Mirano arrestato per usura aggravata. L'omicidio di Ezio Sankovic, consulente del gruppo Moncler, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 30 anni per il veneziano Renato Rossi. Incendio nella notte al campo nomadi di Favaro Veneto, 2 caravan disabitate distrutte dalle fiamme, nessun ferito, sul posto i vigili del fuoco. In corso a Palazzo Balbi la presentazione del rapporto sul movimento turistico nel Veneto nell'anno 2017, record di presenze, inverno da incorniciare in montagna. Colpo grosso al Superenalotto, vinti a Mogliano Veneto 100.000 euro, però ad oggi nessuno si è presentato per ritirarli. Alle star fa proprio un baffo, è il gatto Rossini che ha una pagina tutta sua su Facebook con la bellezza di 7.000 utenti. Il micio che scorazza tranquillamente per la piazza di Rovigo è diventato famosissimo. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano la cronaca con la rapina alla titolare di un bed and breakfast del Trevigiano, di Silea per l'esattezza. La donna è stata rapinata da un cliente, un cittadino marocchino che è stato poi arrestato dai carabinieri. Pomeriggio di terrore per la titolare di un bed and breakfast di Silea, rapinata e sequestrata da un marocchino, poi arrestato dai carabinieri. L'uomo, 29 anni, di fatto senza fissa dimora, era alloggiato nella struttura ricettiva. Dopo pranzo ieri ha affrontato la proprietaria, 34 anni, del posto e minacciandola con un coltello da cucina le ha prima rubato 50 euro dal portafogli, poi l'ha costretta a portarlo con l'auto fino ad uno sportello bancomat di Roncade, dove le ha fatto prelevare altri 150 euro. Quindi con i 200 euro in tasca l'uomo ha costretto la donna ad accompagnarlo in auto fino a Preganziol, dove è sceso e si è allontanato. La donna, sotto shock, ha subito chiamato il 112 raccontando l'accaduto. I carabinieri, giunti poco dopo a Preganziol, sono riusciti a rintracciare ed arrestare il rapinatore. Ora il marocchino è rinchiuso nel carcere di Treviso in attesa della convalida dell'arresto. Arrestato dai carabinieri un 46enne accusato di aver prestato 40.000 euro ad un imprenditore del Padovano di Piove di Sacco con tassi da usura saliti fino all'800%. I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un imprenditore di Mirano di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di usura aggravata continuata. L'indagine, coordinata dalla Procura di Venezia, è partita dalla denuncia presentata da un imprenditore della zona di Piove di Sacco, il quale, trovandosi in gravi difficoltà finanziarie, era stato costretto già da giugno del 2016 a rivolgersi all'indagato per ottenere prestiti di denaro. L'uomo, titolare di una ditta che si occupa di affilatura di utensili e di commercio di veicoli, aveva accettato di prestare le somme richieste, applicando però tassi di interesse tra il 300 e l'800%. La vittima ha denunciato di aver ottenuto tra giugno 2016 e febbraio 2018 la somma complessiva di 41.000 euro, che era lievitata per i tassi da usura a 81.000 euro, comprensivi di 61.000 euro già restituiti, ma altri 20.000 in assegni bancari che la vittima era stata costretta a versare a garanzia. La consegna del denaro avveniva abitualmente presso l'abitazione dell'arrestato, sia per ritirare i prestiti che per la restituzione delle somme. Ed ora l'omicidio avvenuto nel 2016 a Piombino Dese, l'omicidio di Ezio Sankovic, consulente del gruppo Moncler. Ebbene, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 30 anni per il veneziano Renato Rossi. Omicidio volontario aggravato dall'impossibilità per la vittima di difendersi. Confermata in appello dal Tribunale di Venezia la condanna a 30 anni di carcere per Renato Rossi, 68 anni, residente a Martellago. Fu lui la sera del 1° febbraio 2016 a uccidere Ezio Sankovic, 62 anni, di Rubano, consulente del gruppo Moncler. Un omicidio avvenuto lungo la Castellana, Piombino Dese. Un assassinio legato a una questione di soldi. Il manager aveva prestato 15, forse 20.000 euro
Laura Renato Rossi, un uomo dal carattere violento che già in passato aveva avuto problemi con la giustizia. Sankovic ne chiedeva la restituzione. Proprio per questo si erano dati appuntamento nel pomeriggio del 1 febbraio 2016. Poche ore dopo l'auto era stata notata parcheggiata lungo la strada da un passante che aveva dato l'allarme. Al suo interno il corpo senza vita di Ezio Sankovic, ucciso da 3 colpi di pistola alla tempia sparati a bruciapelo. Poche ore dopo i carabinieri avevano arrestato Rossi, un delitto premeditato secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e adesso confermato anche in appello dai giudici. Incendio questa notte in un campo nomade di Favaro Veneto, 2 le roulotte fortunatamente disabitate, andate a fuoco, nessuno per fortuna è rimasto ferito. Ci racconta tutto in collegamento Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Favaro Veneto, dove nella notte c'è stato un incendio nel campo nomadi di via Grano Turco. L'allerta ai vigili del fuoco è giunta circa l'1 di notte tra mercoledì e giovedì. 2 roulotte adibite a ricovero di materiale vario sono andate completamente a fuoco. Le fiamme che si sono propagate nonostante la pioggia battente hanno distrutto i 2 caravan e trattandosi di fatto di depositi all'interno nel cuore della notte non c'era nessuno. 2 le persone che comunque sono rimaste ferite anche se non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha avuto il compito di circoscrivere il rogo e sanare completamente le fiamme, evitando dunque che si propagassero anche alle casette prefabbricate che si trovano nelle vicinanze e che quelle invece sono abitate da intere famiglie. Non è chiaro quali siano state le cause dell'incendio ed ora è compito dei carabinieri che sono giunti sul posto poco dopo, insieme poi ai rilievi effettuati dai vigili del fuoco, indagare. I vigili del fuoco comunque escludono che si possa trattare di un atto doloso. Le operazioni di spegnimento sono terminate circa 1 ora e mezza dopo il loro arrivo e l'avvio del loro intervento. Da Favaro Veneto è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, buon lavoro a Ilaria Marchiori. E adesso l'accoltellamento avvenuto ieri intorno a mezzogiorno all'ex caserma Serena, ai confini tra Casier e Treviso. Un richiedente asilo è stato appunto accoltellato. I 2 si contendevano quasi 1 chilo di droga. Grave episodio all'ex caserma Serena di Dossona. Al culmine di un litigio per droga tra 2 richiedenti asilo è spuntata una forbice con cui uno ha accoltellato l'altro all'altezza del torace. È accaduto nella tarda mattinata e sul posto sono arrivate le volanti della polizia e un'ambulanza del SUEM 118. Ad avere la peggio è stato un nigeriano di 25 anni aggredito con violenza da un 35enne originario del Senegal che infuriato ha afferrato una forbice e ha sferrato un colpo contro il rivale causandogli una lesione al polmone sinistro. Pneumotorace, la diagnosi dei medici all'arrivo del ferito al pronto soccorso. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Essere vittima dell'accoltellamento non gli ha evitato una denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti. Droga dunque all'origine dello scontro tra i 2 stranieri. Gli operatori del centro hanno consegnato ai poliziotti 3 sacchetti contenenti complessivamente ben 840 grammi di marijuana rinvenuta sul posto del ferimento. Il senegalese è stato arrestato per lesioni aggravate e condotto in carcere a Santabona. Lutto nel mondo della politica veneta. È morto all'età di 78 anni Gianfranco Cremonese, noto a tutti come Franco. Nato nel Vicentino, da tempo viveva sui Colli Eugani. Esponente di spicco della corrente dorotea della Democrazia Cristiana, era diventato governatore del Veneto nell'agosto del 1989, quando Bernini divenne ministro dei trasporti. Nel luglio del 1992 fu costretto a dimettersi poco prima di essere coinvolto nello scandalo di Tangentopoli. E adesso parliamo di turismo, perché proprio in questi minuti è in corso a Palazzo Balbi la presentazione del rapporto sul movimento turistico in Veneto nell'anno 2017, dati che sono più che positivi. Ce lo conferma in collegamento in diretta Tommaso Stoppa, che sta seguendo proprio la presentazione dell'assessore Caner. Buongiorno Tommaso, raccontaci tutto. Sì, buongiorno, sono decisamente positivi, come dicevi, i dati sul 2017 che ancora stanno venendo in questo momento snocciolati dall'assessore Canere e dai suoi tecnici. E gli arrivi sono aumentati rispetto all'anno precedente del 7,4%, mentre le presenze del 5,8% a livello regionale. Si parla
di oltre 20 milioni di arrivi e di 70 milioni di presenze turistiche. Questi sono aumenti che sono rispetto all'anno precedente, che già era un anno di record, quindi sicuramente stiamo parlando di un settore particolarmente positivo. Lo dimostrano anche i dati sulle presenze comparate con quelli delle altre regioni, che vedono il Veneto assolutamente primo in Italia con 65 milioni di presenze, seguito a lunga distanza dal Trentino con 49. Altro aspetto interessante è il fatto che non crescono soltanto le città d'arte, che sono lo storico core business del turismo veneto, naturalmente con Venezia in cima, sono cresciute del 9,3%, ma crescono anche altri settori, le terme del 6,9%, il mare del 6,4%, la montagna è quella che cresce un po' meno del 3,6%, con un picco negativo della provincia di Belluno, ma insomma, a parte queste piccole sacche, c'è un aumento generalizzato ovunque in tutti i settori, e quindi comprensibilmente è stata espressa soddisfazione dall'assessore. Buon lavoro, naturalmente tutti gli aggiornamenti su questa presentazione nel corso dei nostri notiziari serali a partire dal 18:30 con l'edizione del Veneto. E a proposito di turismo, vacanze di estate, dopo il proibizionismo alcolico a Jesolo arriva il numero chiuso per le feste in spiaggia. Nuove pesanti limitazioni per le feste sulle spiagge di Jesolo nell'estate 2018. Dopo una serie di incontri con le categorie, l'amministrazione comunale ha varato il nuovo regolamento che applica gli stringenti criteri di sicurezza stabiliti nel 2017 dal Ministero dell'Interno dopo i fatti di Piazza San Carlo a Torino. Ogni chiosco sulla spiaggia che vorrà organizzare una festa dovrà indicare la delimitazione dell'area destinata all'evento, assicurarsi che il numero di persone non superi di più del 50% quello dei metri quadrati, assumere steward in proporzione ai partecipanti, dotarsi di estintori e personale formato da corsi antincendio, segnalare le vie d'uscita con cartelli luminosi e redigere un piano della sicurezza da comunicare alla Commissione Comunale con almeno 3 settimane di anticipo. Queste nuove regole, spiegano dalla Giunta Comunale, sono un ulteriore passo avanti sulla strada del rigore intrapresa dall'amministrazione per garantire la massima sicurezza durante la stagione estiva. Siamo partiti con un'ordinanza importante, quella degli alcolici, nel senso che ormai è il 4º anno che la riproponiamo ed è un'ordinanza che va di fatto a puntualizzare l'aspetto dell'ordine pubblico. Limiti e divieti che avranno bisogno di un consistente numero di agenti a garantirne il rispetto. Martedì scorso l'incontro con il prefetto di Venezia Carlo Boffi per chiedere i consueti rinforzi estivi. Siamo stati in prefettura con il sindaco Valerio Zoggia, abbiamo richiesto 50 agenti per il periodo estivo, abbiamo bisogno di continuare una linea dura verso il controllo del territorio. Questi uomini, sostengono dal Comune, ci servono assolutamente per i necessari controlli antiterrorismo e soprattutto per continuare la lotta alla droga, che da noi è una vera pestilenza, difficile da contrastare senza un presidio capillare del territorio. Il prefetto ha dimostrato una certa sensibilità, auspichiamo insomma che questi rinforzi arrivino. Andiamo nel Padovano, colpo di scena, 2 Carrare al termine di una serata che potrebbe aver messo la parola fine al progetto del mega centro commerciale davanti al Castello del Cataio, una battaglia da sempre sostenuta dalla nostra emittente. Quella di preservare il Castello del Cataio e il territorio circostante dalla costruzione del più grande centro commerciale del Veneto è una battaglia per salvare un intero territorio dal punto di vista ambientale ed economico che ha sempre visto la nostra emittente in prima fila al fianco dei cittadini e delle loro rivendicazioni, mantenendo sempre alta l'attenzione sul problema. Una battaglia che finalmente sembra avviarsi verso la vittoria. Più forti del maltempo, cittadini, associazioni, rappresentanti di categoria, persino sindaci dei paesi vicini e parlamentari hanno manifestato davanti al municipio di 2 Carrare prima del Consiglio Comunale che doveva votare quell'accordo di programma che praticamente equivale ad un sì o un no al progetto. Il corteo ha percorso il centro del paese ed è entrato in Consiglio Comunale. Il sindaco Davide Moro ha preso la parola in una sala gremita che appariva poco ben disposta nei suoi confronti, ma l'annuncio che ha fatto sul mancato arrivo della fideiussione da più di 100.000 euro della Deda SRL, l'azienda che realizzerebbe l'ipermercato, cambia radicalmente lo stato d'animo dei manifestanti. Il Consiglio Comunale ha ritirato il punto all'ordine del giorno della variante perché nell'accordo che avevamo messo abbiamo messo tutta una serie di regole e regolette. Ecco, una di queste non è stata rispettata e quindi per noi era una condizione necessaria per poter anche solo guardare le osservazioni.
e questa regola è la fideiussione, la mancata fideiussione sulle spese che noi sosteniamo per i professionisti, una clausola che ci siamo inventati e che in questo caso è andata a nostro vantaggio. Il prossimo Consiglio Comunale non potrà che essere dopo il 18 aprile, data nella quale dovrebbe arrivare dalla Soprintendenza la conferma del vincolo a tutela del cataio. Noi continueremo a vigilare nell'interesse dei cittadini e delle loro richieste. Un 36enne di Padova è stato salvato dal soccorso alpino e speleologico della Sardegna in località Cala Mudaloru, sulla costa della Sardegna nord-orientale, in provincia di Nuoro. L'uomo è caduto durante le attività di carico e scarico delle attrezzature su un'imbarcazione, battendo violentemente la zona spinale. Ha tentato di rialzarsi, ma non riuscendo a rimettersi in piedi ha avvertito i soccorsi che sono giunti sul posto a bordo di un gommone. Il 36enne è stato poi trasportato all'ospedale di Nuoro. Voltiamo pagina, colpo grosso al Superenalotto, vinti a Mogliano Veneto 100.000 euro, eppure ad oggi nessuno si è ancora presentato per riscuoterli. Vediamo allora che cosa può essere successo. A me non sarebbe successo. Sicuramente no, fortunato e non lo sa. La fortuna è cieca, si dice. Questa volta però non è solo la dea bendata a non vederci, ma anche il fortunato giocatore che a Mogliano Veneto ha vinto ben 100.000 euro giocando la schedina vincente al Superenalotto dell'estrazione speciale di Pasqua presso questa edicola cartoleria di via Zermanesa. Ad oggi nessuno è mai entrato qui per incassare la vincita. C'è un giallo, perché? Che insomma è passato un po' di tempo, può essere che il cliente fortunato abbia o smarrito oppure sia confuso con l'estrazione del 31 marzo, perché l'estrazione era doppia, praticamente c'era l'estrazione per i 120 milioni in palio e in più ce n'era un'altra di 100 premi da 100.000 euro per Pasqua praticamente. Probabilmente guardando solo per l'estrazione quella di numeri sopra non ha guardato i codici in basso e magari può averla cestinata. Per questa attività, aperta ormai da 8 anni, si tratta della vincita più elevata di sempre, una cifra importante che farebbe comodo a tanti. Ma sicuramente comprerei uno strumento nuovo a mio figlio che ne ha bisogno. E poi si vedrà una bella vacanza prima di tutto, no? C'è comunque altro tempo per ritirare la somma, sempre se il vincitore si accorga che la fortuna ha bussato alla sua porta. Sì, il vincitore ha ancora tempo perché dalla data di scadenza ci sono 90 giorni per riscuotere il premio. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta per parlarvi del gatto Rossini, un micio che scorazza tranquillamente per la piazza di Rovigo, diventato ormai una vera e propria star con una pagina tutta sua su Facebook e con la bellezza di 7.000 utenti. Eccolo il gatto Rossini che sta sbancando Facebook e con i suoi ben 7.000 utenti. Rosso, una palletta di pelo morbido che con i suoi miagolii riesce a rimediare il cibo da tutti i bar del centro di Rovigo. Una star ormai che ha conquistato il cuore dei polesani. Lo seguono, lo coccolano e lui certo non si tira indietro. La sua vita ormai è pubblica grazie alla pagina Facebook. Le sue avventure sono raccontate minuto per minuto, anche quando spavaldo è finito sopra un tetto e per farlo scendere ci sono voluti i vigili del fuoco. Il passato del famoso Rossini, chiamato così dai rogigini per via del suo colore, è avvolto nel mistero, ma è addirittura diventato il testimonial nei cartelloni dell'ultima fiera d'ottobre, evento simbolo di Rovigo. La sua storia è iniziata qualche mese fa, quando sui social è apparsa per la prima volta la sua foto. Lui intanto, per nulla intimidito, ha continuato a fare le sue passeggiate nella piazza di Rovigo, dove incontra quotidianamente sorrisi e carezze. Non solo, ma il micio Rossini, qualche giorno fa, è stato anche accolto nella sede centrale della Cassa di Risparmio di piazza Vittorio Emanuele. Gli impiegati hanno dovuto cedere ai suoi insistenti miagolì per fargli conquistare una sedia appartata dove appallottolarsi e dormire tranquillo. E come se non bastasse, è attento anche alla politica cittadina ed è stato immortalato mentre segue, un po' sonnecchiando, il Consiglio Comunale. La sua storia sembra piacere molto, i like si sprecano e gli utenti continuano ad aumentare. Rossini, superstar, sta diventando il gatto del web più famoso ed il gatto polesano più amato.
Il ciclismo adesso è stata presentata la 15ª tappa del Giro d'Italia da Tolmezzo a Sappada, un percorso che in gran parte interesserà proprio la nostra regione, il Veneto. Salite corte, quindi mediamente di 5 km di lunghezza, però salite molto ripide, molto impegnative, con dei picchi massimi anche del 15%. Non sarà il classico tappone dolomitico, ma una frazione movimentata capace di regalare sorprese. È la 15ª tappa del Giro d'Italia, in programma domenica 20 maggio e presentata oggi a Ca del Poggio, nel Trevigiano, tra i vigneti di Prosecco. 176 km con partenza da Tolmezzo nel Friuli Venezia Giulia e arrivo a Sappada, sempre in Friuli dunque, anche se le mappe ufficiali della Corsa Rosa non hanno ancora recepito il cambio di casacca, segnando il comune ancora dentro i confini del Veneto. E proprio nel Veneto si snoda gran parte del percorso, tutto il Cadore da Lorenzago, Pieve, passando per Cortina, Passo Tre Croci e Auronzo, per poi entrare nel Comelico affrontando 2 salite inedite, Passo di Sant'Antonio e Costa Lissoio. Strappi non lunghi ma insidiosi, e chissà che l'arrivo a Sappada non riservi colpi di scena, come l'ultima volta che il Giro fece tappa tra queste montagne. Era il 1987 e successe un finimondo. L'irlandese Stephen Roche osò attaccare il proprio capitano, Roberto Visentini, staccandolo sulle rampe di queste salite e rubandogli la maglia rosa, che poi tenne fino alla fine facendo proprio il Giro. Una situazione un po' irreale, perché non succede praticamente mai che un gregario attacchi il proprio capitano, con successiva divisione della squadra. Allora tutti gridarono al tradimento, volarono insulti e addirittura sputi tra i tifosi italiani e il corridore irlandese, protagonista di una fuga in avanti difficile da digerire, che ricorda un po', ironia del destino, proprio le vicende del traguardo di tappa, Sappada, che la sua fuga in avanti l'ha già fatta qualche mese fa. Si chiama Play Day, si legge progetto oltre le barriere. Quest'anno con la carica di oltre 1000 bambini. I loro disegni verranno utilizzati nei parcheggi riservati ai disabili della terraferma veneziana. Mette un giorno alla Marittima Venezia 1200 bambini e ragazzi dei 3 ai 13 anni nella giornata dello sport per tutti. Secondo me questa giornata è molto significativa per tutti, perché possono partecipare tutti quanti, è anche una distrazione dalla scuola, è un divertimento pazzesco. Si chiama Play Day, progetto nato per i bimbi per promuovere la disabilità e la diversità. Per i piccini gioco, colori, matite, bolle di sapone e sport, tanto sport come inclusione di vita. Con i grandi campioni paralimpici azzurri anche lui, stella tra le stelle, il velista senza barriere Andrea Stella. Ha saputo trasformare il suo dramma in opportunità. Ci sono tanti sport per persone con disabilità, quindi lo sport è un'attività veramente inclusiva e quindi secondo me è il miglior modo per far capire ai bambini, ai ragazzi in generale, che dove non ci sono barriere e preclusioni tutti possono vivere bene e dare il proprio contributo. Giornata promossa dall'Associazione Amici della Laguna e del Porto, Piccolo Principe e Oltre il Muro. E con loro abbiamo promosso dei concorsi nelle scuole attraverso l'ufficio dei educativi del comune, nelle materne, elementari e medie. Concorso di disegni edizione 2018 con protagonista Elmer, l'elefantino colorato emblema della diversità. Dell'oltre migliaio di disegni esposti, 12 le tavole premiate, presto esposte per le strade cittadine. Che segneranno i posti dei disabili per segnare i parcheggi. Si chiama La Coccinella ed è lo straordinario racconto pieno di forza ed energia di Mauro Benetton, che convive con la SLA ma non ha rinunciato ad apprezzare la bellezza della vita. Un libro scritto con Fabiano Dal Pozzo e che verrà presentato questa sera alla libreria Canova di Treviso a partire dalle 21 dall'autore e da Mirella Tuzzato. Subito dopo di noi, ore 13, come ogni giovedì CGIL risponde, si parlerà di invalidità civile con Paolino Barbiero e rappresentanti dell'Inca CGIL. Questa sera invece 20:10 al centro gli incidenti sul lavoro, una strage continua. In studio Silvana Fanelli della CGIL Venezia e Marco Parisotto, direttore commerciale Lavi Trevigiana. Vi lascio le previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Condizioni di maltempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 12 aprile. Sul Veneto una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali piuttosto diffusi. Sin dal mattino sarà molto instabile sulla nostra regione, con rischio di fenomeni anche di moderata intensità. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 12 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 11 e 17 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui prevalgono condizioni di tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' su tutto il territorio regionale. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, i valori massimi invece oscilleranno tra 13 e 18 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sulla nostra regione sarà molto instabile, con piogge diffuse su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità. Le temperature minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, i valori massimi invece tra 13 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.